Nasce la direzione del Nord Italia di Assicurezza Confesercenti, base operativa a Venezia, per tutelare le imprese che lavorano e operano nel settore della sorveglianza e dell'investigazione e che fino ad ora non hanno avuto adeguata rappresentanza, ma che assieme alle forze dell'ordine sotto l'ombrello del coordinamento della Prefettura sono in grado di contribuire alla sicurezza collettiva. Per Confesercenti i tempi sono maturi per la costituzione del cosiddetto distretto sicuro. Noi nei territori abbiamo diversi soggetti che agiscono, dalle forze dell'ordine alla polizia municipale. Abbiamo i cittadini attivi che si sono costituiti per il controllo di vicinato, abbiamo le tecnologie, cioè le telecamere. Ogni singolo settore però va per conto suo. Noi abbiamo la necessità, per produrre un effetto molto positivo dal punto di vista della sicurezza, di mettere insieme tutti questi soggetti. La nascita del distretto sicuro potrebbe contrastare efficacemente anche il fenomeno dell'abusivismo nel settore della vigilanza privata e dell'investigazione. E questo ci preoccupa perché da un lato mettiamo in mano a persone non professionalizzate servizi delicati e dall'altro perché si crea un sommovimento verso le imprese sane, che hanno personale formato, che pagano le tasse, che svolgono il loro lavoro e che dovrebbero essere in qualche modo privilegiate. Dispiace quando questi incarichi vengono affidati a queste imprese, fra virgolette, abusive proprio da enti pubblici. Il lavoro di coordinamento della direzione del Nord Italia è stato affidato tra gli altri all'assessore alla sicurezza di Venezia Giorgio Deste, che è anche investigatore privato.